Cari amici, torniamo a parlare di forze di polizia, ma certo, perché avete notato che non ne parla poi più quasi nessuno, perché finché tutto va bene, ma sì, non ci interessano. Quando arrivano i ladri in casa, allora li vogliamo. Bene, in Valsusa, dicono i sindacati di polizia, e lo leggo testualmente, viviamo peggio dei Rom, nel senso che, sì, non stiamo a sottilizzare con il modo di dire del sindacato di polizia, non si dice Rom, si dice diversamente residente. Se il Rom ruba non si dice che fa un furto, si dice che mette in pratica tradizioni secolari. Non è un ladro un Rom, è uno attaccato alla storia e alla cultura della sua gente tanto da praticarla. E non è mai un accampamento, no, è una zona residenziale mobile. Sì, bisogna essere politicamente corretti, cioè bisogna nascondere dietro l'ipocrisia i nostri pensieri. Ebbene, passi che ognuno vive come gli pare, ma il poliziotto che è mandato, o il carabiniere che è mandato a fare servizio in Valsusa, ovunque, a Lampedusa, ovunque, non può avere un gabinetto, un WC per 30 persone, non può avere una tenda per 50, 100 persone dove cambiarsi, non può vivere in quelle condizioni perché non è giusto. Dice, ma allora non sarà giusto nemmeno che quegli altri ci vivano. Certo, siccome quegli altri vivono in quelle condizioni, dobbiamo adattarci noi alle loro pessime condizioni? No, cerchiamo di far tirar fuori dalla miseria questa gente, cerchiamo di aiutarli lì. Insomma, non è pensabile che poi si leggano negozianti e politici, si arruolano nuove ronde a Milano. Non è pensabile, perché diventa tutto un bluff, tutto ciò che questo governo dice di voler fare per le forze di polizia. In realtà tira a campare e questo non va bene. Ne riparleremo, speriamo di riuscire a parlarne prima che la corda si sia spezzata, perché sennò dopo sarà un problema.